Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Quest'oggi vedremo un po' di iniziare una nuova avventura con uno dei nostri fantastici nuovi sim. Come vi avevo detto appunto in passato ho formattato il PC e quindi ho reinstallato The Sims 4, al quale ho aggiunto una piccola espansione, la quale la potrete sicuramente vedere già su Origin, 19,90 €, mi sembra che fosse una vita all'aria aperta, qualcosa del genere. Comunque, vediamo di creare un nuovo sim innanzitutto. Scegliamo un nome a caso, magari un nome inglese, diciamo anglosassone, per esempio John, perfetto. Come cognome, no, non italiano, vediamo qualcosa di estero, per esempio... fatemi pensare a qualche film. Anzi no, quale John? Lo chiamiamo Dave. Perfetto. Lo chiamiamo Dave Smith. Perfetto. Adesso vi spiegherò perché. Va bene, giovane adulto, una voce abbastanza calda. Dave Smith, perfetto. Una camminata in stile predefinito, va bene. Non mi interessa la camminata. Per quanto riguarda invece il... scegliamo per prima cosa la personalità. Allora, vediamo di creare un sim che sia molto particolare. Una persona, vediamo un po', ossessionata magari dal cibo, potrebbe essere interessante. I sim che possiedono l'essenza del sapore preparano cibo e bevande di qualità superiore, ma soprattutto re della cucina. No, mixologia. Un tratto bonus, perfetto. E vediamo di creare un cuoco modello, qualcosa che abbia a che fare col mondo del cibo. Va bene, potrebbe essere creativo, sono ispirati, condividono idee. Però vediamo un po' invece qualcosa. Buon gustaio, perfetto. Si divertono quando mangiano cibo buono, si sentono a disagio quando mangiano cibo cattivo. Possono guardare trasmissioni di cucina, va bene. Vediamo un po'. Possiamo anche scegliere qualcosa di interessante. Per esempio un sim che sia allo stesso tempo anche... Vediamo un po', fatemi pensare. Più che altro snob, un sim snob. Molte persone pensano che l'alta cucina sia snob e io direi di accontentare questa sorta di ideologia. Più che altro, come terzo tratto, metterei un difetto. Dicevano dei vecchi chef che solo... Che chiunque poteva cucinare, ma solo gli intrepidi possono diventare dei grandi. Ma io penso che anche un pizzico di follia in quest'ambito sia proprio l'ingrediente adatto per creare un piatto proprio di personalità perfetto. Questi sim possono parlare fra sé e avere emozioni imprevedibili. Perfetto. Vediamo adesso di andare nella sezione della creazione. Bene ragazzi, allora, ho un attimino riflettuto sul personaggio che dobbiamo creare. Ho un attimo generato a caso un paio di personaggi e vediamo un pochettino di lavorare su questo sim. Allora, innanzitutto io direi di generare la forma della testa a caso per adesso. Va bene. E vediamo di eliminare intanto questa barba. Dobbiamo creare uno chef, diciamo una persona completamente dedita alla cucina. E sicuramente deve avere un fisico anche che rispecchia la sua personalità. Via la barba, via i capelli per adesso. Mettiamo dei capelli particolari. Per esempio, intanto come barba io metterei la barbona tipo Mosè. Ok. Dopo andiamo a mettere dei capelli. Eccoli qua. Capelli. Dov'è la sezione capelli? Eccoli qui. Dei capelli corti tipo Massimo Decimo Meridio. O addirittura Cicerone, Nerone. Eccoli qua, tipo questi. La testa un pochettino più piccolina. Via gli orecchini. Gli occhi un pochettino più all'insù. Queste sopracciglia un po' più alte, il naso meno da carica dalla 101, ok. La faccia la regoliamo per benino, ok. Le orecchie un pochettino più aperte, un paio di gradi, un po' più a sventola, perfetto. Il capo va bene, credo che possa andare più che bene il nostro nuovo sim. Occhi, vediamo di metterli di un altro colore, magari verde, no, così che è un alieno. Mettiamo degli occhi sul verde chiaro, così. Sì, vanno bene. Perfetto ragazzi. Allora, la faccia l'abbiamo appena adesso completata. Il nostro sim sarà una persona completamente immersa nel mondo della cucina e un buon gustaio, ma a sua volta snob, con qualche pizzico di follia per creare piatti molto particolari che attireranno l'intero vicinato. Quindi, vediamo di aumentare intanto la corporatura, via muscoli e su pancia, perfetto, proprio adatto alla cucina, così è magro e così è gigantesco.
Per quanto riguarda le parti superiori del corpo, ci sono nuovi vestiti, io direi di utilizzare proprio questi. Allora, come giacche che cosa abbiamo? È un cuoco, quindi deve utilizzare qualcosa di elegante ogni giorno e ovviamente continuamente. Per esempio questa camicetta, o addirittura di un altro colore, per esempio sul bianco, ecco questa camicia qui, addirittura sul blu, ecco, interessantissima. Vediamo di mettere anche un paio di pantaloni adatti, vediamo un po', parti inferiori, vediamo questi, eccoci qua. E come scarpe vediamo di aggiungere qualcosa che possa richiamare i due componenti, eccoci qua, per esempio queste, o addirittura queste altre, così si intonano anche con la parte superiore. Oppure vediamo qua se c'è qualcosa, vediamo così, scarpe grigie sull'azzurro, vediamo un po', ecco, queste vanno bene. E il pantalone adesso mettiamo qualcosa sul nero. Eccoci qua. Ok, ecco qua il nostro nuovo chef, ragazzi. Mi sa che come vestiti per la quotidianità possiamo andare più che bene. Questo che cos'è? Corpo intero. Ah, ok. Quindi per la quotidianità possiamo utilizzare questo. Quando ci ritroviamo quindi in cucina e dobbiamo servire piatti particolari, qualcosa di formale come questo. Il maglioncino e le scarpe ovviamente in radica di noce. Perfetto. Inoltre possiamo aggiungere per la sezione sportiva qualcosa di interessante, come per esempio questa canotta nuova, che è della nuova espansione, perfetto. Sì, raramente andremo a correre con questa pancia che ci balla davanti, però vediamo di lasciarlo. Per quanto riguarda la notte, io andrei a utilizzare sempre qualcosa di completo. Una bella vestagliona. No, la vestagliona no. Scegliamo come parte di sopra. Ok, ecco, così può andare bene. Però mettiamoci un pantalone, se no facciamo ridere tutto il vicinato. Eccoci qua, proprio da gigantone. Per quanto riguarda le feste, vediamo un po'. Ovviamente durante le feste possiamo renderci molto, ecco, particolari. Con un maglioncino giallo, sempre così tranquillo. Le scarpe rosse no, però, perché fanno davvero pena. Mettiamoci questi stivaletti. Ok, tipo da cowboy, da Red Dead Redemption. Per quanto riguarda il costume da bagno, non andremo al mare, perché se no, ragazzi, facciamo ridere davvero tutti i polli dell'aia del nostro contadino che abbiamo accanto. Ci mettiamo intanto l'infradito, perfetto. E questa, diciamo che questo abito può andare abbastanza bene. Ve l'ho detto, raramente andremo al bagno, scusate, in piscina o addirittura al mare. Allora, il nostro personaggio io credo che può essere ormai ultimato. Corpo, va bene così. Guardate qua, Arnold Schwarzenegger. E questo completamente l'opposto. Ciccione da Burger King. Tatuaggi. Bene ragazzi, credo che il nostro personaggio ormai è ultimato. Gli mettiamo qualche tatuaggio. Magari quando era giovane ha subito qualche trauma amoroso, si è fatto tatuare qualcosa, per esempio il nome della sua ex fidanzata, eccolo qui sul braccio sinistro. Va bene, glielo possiamo lasciare. Oppure gli aggiungiamo qualche tribale nell'altro. Va bene, sì, un cuoco molto particolare. Ok, però senza esagerare. Vediamo adesso di aggiungere un altro sim. Magari il fratello del nostro grande amico. Gioca con la genetica. Aggiungi un sim dalla galleria. Aggiungi un nuovo sim. Gioca con la genetica. Crea per lui un fratello. Un fratello magari donna. Sì, perfetto. Anzi no, genera una sorella. Una gemella. Un maschio un po' più grande di lui, che ormai è più vecchio. Sì, un fratello. Eccolo, questo già è... Ma perché tutti ciccioni? Una famiglia di obesi. Questo è il contadino. Ecco, questo sembra figo. No, un altro. No, ancora. Oh, no. Perfetto. Vediamo un po' così. Vediamo quello che mi ispira. Vediamo un po', ragazzi. Attendiamo. Vediamo quello più adatto. Aspettiamo un po'. Gli assomigliano un po' tutti, quindi ragazzi, dai, scegliamone uno a caso. Per esempio questo, dai. Aspettate. No, ecco. No, ma perché questi con gli orecchini? I vecchietti con gli orecchini. Va bene. Prendiamo questo fratello, per esempio. Prendiamolo un pochettino più anziano. Lo chiamiamo sempre Smith, però questa volta lo chiamiamo di nome, per esempio, Harry. Perfetto.
La camminata la lasciamo sempre in stile predefinito, anziano, la voce un pochettino stavolta più impertinente. Per quanto riguarda l'aspirazione, il nostro amico è un amante della natura, un collezionista, addirittura un, diciamo, botanista indipendente, quello che ama, diciamo, l'ambito della natura, attiva, diciamo, il mescolarsi dell'uomo con la natura, il coltivare, diciamo, anche una sorta di aspirazione diretta proprio con la coltivazione, con l'agricoltura, sempre in piccoli ambiti, ovviamente nel nostro orto familiare. Possiamo renderlo, ragazzi, amante dell'aria aperta, quindi felice quando vive all'aria aperta. Lo possiamo rendere addirittura, vediamo un po', amante dell'arte, topo di biblioteca, solitario, estroverso, amicone, evasivo, pigro, sciatto. Amante dell'aria aperta sicuramente. Lo possiamo rendere amante della musica, topo di biblioteca, smanettone, creativo, sicuro, buffo, qualcosa che abbia a che fare con la natura, perfezionista, smanettone. Non c'è qualcosa che abbia a che fare con la natura? Ghiottone. Ecco, ghiottone può andare bene con il fratello cuoco. Sì, ghiottone può essere adatto. No, ma ghiottone mi sa che l'avevamo scelto già in passato, quindi no, dobbiamo scegliere qualcosa di diverso. Per esempio lo possiamo creare solitario, un lupo solitario che vive direttamente con le sue piante ed esclusivamente con il suo piccolo orto. Dopo possiamo mettere anche creativo, allegro, no, sicuro di sé, dai. Benissimo. Credo, ragazzi, che a livello fisico dobbiamo accontentarci di quello che la genetica ci ha dato. Quindi sicuramente possiamo crearlo, possiamo renderlo un pochettino più grosso, un pochettino più panciuto. Perfetto. La muscolatura la alleggeriamo un pochettino. Per quanto riguarda invece il vestiario, come abiti quotidiani, io direi di andare un attimino a caso. Vediamo quello che ci offre il nostro sistema. Ecco, però troppo grosso no, dai. Leggermente un metabolismo più veloce. Ok. Vediamo, si multipli. Ti mostriamo come puoi creare. Ah, sì. Per quanto riguarda gli abiti formali, vediamo uno smoking, tipo quello di Jackie Chan. Abiti sportivi vanno bene. Notturno, la maglietta non mi piace. La vestagliona neanche. La maglietta da nonno no. Gli UFO neanche. Va bene. Da festa mettiamogli un piccolo maglioncino, anzi una piccola giacchetta. Ma no, non dobbiamo fare ridere nessuno. Ecco, questa può andare bene. Come costume da bagno, ok, ormai gli pettorali cadono a terra come se fossero gelatina, la pancia non ce l'abbiamo più, la nostra vecchia tartaruga all'interno della quale potevamo digitare un numero telefonico non ce l'abbiamo più, quindi rimaniamo così, un povero vecchietto, però sicuramente ci aiuterà nella nostra avventura. E adesso vediamo di creare un altro sim, gioca con la genetica, un altro fratello, anzi sorella di Harry Smith, però questa volta una giovane adulta. Perfetto. Una sorella. Vediamo un pochettino. Una nostra sorellona. Ok, questa può andare bene. Però sì. Scegliamo questa, per esempio. Però Dave Smith lo facciamo, ragazzi, giovane adulto. Se no poi non abbiamo molti sim disponibili per giocare. È meglio avere delle età simili tra due sim, mentre un altro lo facciamo un pochettino più vecchio. Allora, ecco la nostra sorellina. La chiamiamo, aspettate, come si chiamava? Sempre quella ragazza in quel film. Aspettate che me lo ricordo. Allora, aspettate un attimo. Jasmine, mi sembra. Noi la chiamiamo Jennifer Smith. La voce è tipo un uccellino. E la nostra ragazzona sarà, vediamo un po', amante della conoscenza, della popolarità, della ricchezza, più che altro della creatività. Possiamo lanciarla nell'ambito della scrittura. No, più che della scrittura, mi sembra che già... Ecco, un musicista e cantautore esperto. Perfetto. Vediamo un po' di dargli il tratto creativa, amante della musica e ovviamente qualcosa che la demoralizzi un po'. Vediamo, evasiva. Diventano tesi se mantengono sempre un certo lavoro, una relazione. Ok, impiegano più tempo per preparare le nozze. Sì, evasiva.
Guardate come si schifa. Oppure, più che questo, schifettosa. Sono nauseati dalla vita delle piccole creature zampettanti, del vomito, della violenza, della morte. Sì, perfetto. Al posto di evasiva. Questo mi piace di più. Ma mi sembra che è un nuovo tratto, non l'avevo visto in passato. Allora, credo ragazzi di lasciarla sempre così. Non mi va di andare a spulciare nelle personalizzazioni. Il nostro sim principale ce lo siamo già fatti. Mi sembra anche carina a livello di viso e volto e fisico. Non la facciamo neanche troppo grossa. E possiamo creare delle relazioni, credo. Come si fa a creare delle relazioni? Come si fa? Adesso riesci a capirlo. Vediamo un po'. Ah no, ma credo che l'abbiamo già fatto, perché generando la sorella e il fratello abbiamo appunto creato delle relazioni. Quindi possiamo giocare. Eccoci qua. Condividi l'unità familiare nella galleria. Genera a caso un ritratto. No. Eccolo qua. Perfetto. Salviamolo nella nostra galleria. Condividi le tue creazioni con il mondo. Gli Smith. Trasferimento. Vediamo ragazzi dove possiamo andare a trasferirci. Nella sezione passata ci siamo trasferiti a Oasis Spring. Questa volta ce ne andremo a Willow Creek. E per adesso ci metteremo in una casa già creata. Col passare del tempo vedremo di crearcene una noi. Vediamo un po'. 2 letti e un bagno. Un letto e un bagno. Un letto e un bagno. 13.000. Questo è un lotto vuoto. Per adesso io direi di gettarci in questa casa non ammobiliata, così vediamo di scegliere anche qualcosa di diverso. Acquistiamo questo lotto e lanciamoci in questa piccola casetta. Ragazzi, scusate se non mi lancio nella personalizzazione di una casa, però voglio iniziare subito a vivere la vita con i sim e dopo pensare all'arredamento e alla creazione di una casa completamente diversa. Allora, assumiamo il controllo. Allora, vediamo intanto come possiamo gestire questa situazione. Andiamo nella sezione costruisci. Allora, vediamo un po'. Ci sono delle fondamenta se non sbaglio, quindi vediamo di aggiungerne un paio. Credo di aggiungere le stesse fondamenta Armageddon. Si deve applicare a una stanza. Voglio le fondamenta Armageddon io. Vediamo un po'. Fondamenta Armageddon. Dove sono le fondamenta Armageddon? Eccole qua. Ma perché non le posso mettere? Si deve applicare a una stanza. Ecco, adesso ragazzi non mi ricordo più come si fa a costruire su The Sim. Allora, vediamo un po'. Ah, ecco, forse così era, perfetto. Aggiungiamo per esempio questo. Ole. Aggiungiamo un piccolo, ecco qua, un paio di metri quadri in più per la nostra casetta. Le finestre le mettiamo tutte qua per adesso. Scusate un attimo che si è ingarbugliato il filo. Ok. Allora, distruggiamo il muro. Abbattiamolo immediatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vediamo di ricostituire il muro. Ottimo. Questo lo eliminiamo. Ops, scusate. Torniamo su. Distruggiamo questo piccolo bagno. Ebbene, allora ragazzi, distruggiamo anche quest'altro e vediamo che cosa fare. Allora, io direi, innanzitutto le finestre mettiamole meglio. Dobbiamo creare innanzitutto una bella cucina. Quando si entra, eccoci qua, dobbiamo creare... Dobbiamo già essere in una stanza, quindi io metterei un salottino e la cucina nello stesso salotto. Il bagno lo getterei appunto in questa zona. Qui c'è il bagno. Le 2 prime camere da letto qui. Per esempio i nostri 2 sim più giovani vivranno in questa stanza. E il sim più anziano lo mettiamo ragazzi nella stanza accanto, per esempio qua. Quando si entra ovviamente si vedrà questa zona iniziale che decoreremo con degli oggetti per cucine e degli oggetti per arredamento di interni, principalmente di salotto e living room, dining room, diciamo una cosa del genere. Ok, allora per quanto riguarda il pavimento mettiamo del legno duro nella stanza dei nostri sim, lo stesso nella stanza del nostro caro amico. Mettiamo un piastrellato in bagno con l'azzurro per rendere tutto molto più divertente.
Per quanto... Ah, le piscine credo che sono state aggiunte. Perfetto. Ci volevano ovviamente. E mettiamo anche una moquette se c'è. Mi piace la moquette. No, poche possibilità di personalizzazione. Quindi mettiamo sempre del legno. Magari un legno bianco. Del legno bianco. Mi piacciono i colori accesi. Ottimo. Per quanto riguarda invece le mura, vediamo di mettere qualcosa di interessante. Per esempio un rivestimento. Sì, pitturiamo ragazzi. Mettiamo qualcosa sul blu. No. Sul beige. Questo non va. Vediamo di mettere qualche altra cosa di diverso. Per esempio un marroncino. Ecco, già questo è divertente. Allegro. Benissimo. Scusate ragazzi che accendo la luce. Ok. Allora, nella stanza invece dei nostri ragazzoni possiamo andare a posizionare delle colorazioni un po' diverse, anche della carta da parati, o addirittura un piastrellato, pannelli per esempio di questo colore. Ecco, per adesso mettiamo questi anche qua. In bagno invece qualcosa di interessante, per esempio, ecco qua. Ecco, sembra una specie di caverna dell'orrore, però possiamo lasciarla così. Per quanto riguarda i rivestimenti esterni, come si guarda la casa dall'esterno? Non voglio cercare, ok. La casa dall'esterno... Basta con questo inventario. Allora, la casa dall'esterno, eccola qua. Costruire stanze, sì, grazie. Un attimo, ok. Per quanto riguarda l'esterno, mettiamo fuori un po' di rivestimento esterno. Per esempio questi pannelli, guardate che bella così. Ok, vediamo di scegliere tutta questa zona. Mi piace così, vediamo un po' com'è. No, ma questa qua non è per esterno, questa è più per interno. No, togliamolo ragazzi, non ci sta proprio. Mettiamo qualcosa di interessante, un po', vediamo, in muratura. No, così bruttissimo. Così neanche. Ecco, così già va meglio, tipo legno. Ok. Finestra in bagno, adesso le scegliamo. Qui mettiamo una finestrella. Una qua. E un'altra qua. Una piccola finestra per il bagno, così la gente non muore intossicata dentro. Allora, come porte scegliamo qualcosa di molto economico. Per esempio porta semplice con 2 pannelli. Una qui, per il bagno una qui. E adesso ragazzi sbizzarriamoci un po' con le luci. Vediamo un pochettino. Andiamo nella nostra... Anzi, prima mettiamo i nostri oggetti principali. Io quando entro in una casa voglio vedere quindi qualcosa che mi faccia sentire felice. Qualcosa che mi faccia sentire proprio familiare con quell'ambiente. Quindi vediamo di mettere innanzitutto il salone. Allora, possiamo aggiungere intanto dei divani molto particolari. Divano a pisolarsi su un albero, no. Mettiamo questo divano qua, che sembra addirittura... Come si fanno a girare? Come si facevano? Ah, ecco, perfetto. Ne mettiamo uno qua. Uno qua. Aggiungiamo un piccolo tavolino, magari elegante. Eccolo qua. Con una pianta nella sezione opposta. Anzi, sul tavolino. Un'altra pianticella qui. Aggiungiamo anche uno stereo. Diciamo un arredamento moderno classico insieme. Ok, possiamo adesso mettere anche il nostro frigorifero.
Eccolo. Un paio di banconi sempre dello stesso stile. Qui mettiamo il cucinino. Gnam gnam. Per adesso solo 3 sedie, poi magari ingrandiremo un po' tutto. Aggiungiamo un tappetino. Un tappeto particolare come questo. Ecco ragazzi, sembra un po' moderna, classica e nello stesso tempo... Sì, moderna, classica. Questa finestrella qui. Sì, perché più che classica ci sono tocchi di classico come questi divani e tocchi di moderno come per esempio questo tappeto e queste colorazioni. Il jukebox un segno classico, però mi piace. Cioè ha qualcosa che mi piace e che non mi piace, però la lasciamo ancora. Allora, scegliamo gli stessi letti per tutti, che danno la stessa energia. 1 2 e 3. Questa ragazzi è solo una casa provvisoria. Dopo, appena avremo un po' di soldi, cambieremo un po' tutto. Aggiungiamo qualche piccola luce. Vediamo se c'è qualche lampadario interessante, tipo questo. Lampadario piacevolmente pendente. 1, 2, 3. Per il bagno mettiamo una doccia e un gabinetto qui. Gli aggiungiamo anche un lavandino con il cestino sotto. Qui nella nostra stanza da pranzo gli mettiamo anche un lavello. Guardate questo che bello. No, questo è quest'altro. Guardate che sono carini. Ma sono fighissimi. Cioè aspetta, dobbiamo fare qualcosa. Lo voglio questo io. E dove lo mettiamo però? Non c'è spazio. Forno a microonde. Qua non c'è niente. Vabbè, lo mettiamo dopo. Intanto un lavello qui. Il bancone per preparare. Qui possiamo appoggiare le cose. Bidone dell'immondizia. Questo lo mettiamo qua fuori. Ok. Perfetto. Banconi automatici sì. Mi sa che abbiamo creato tutto. Più che questo lo levo io. Perfetto. Perché non mi piace. E qua dentro che cosa gli posso mettere? Una televisione. Benissimo. Però una televisione adatta. Vediamo un po', una statua. Non saprei ragazzi, fatemi pensare. Un quadro. Sì, un quadro lo mettiamo qui. Un altro qui. Per adesso ragazzi così, poi più avanti vedremo che cosa fare, cambieremo qualcosa. Però per adesso la nostra famiglia è ultimata. Allora, abbiamo detto il nostro grande Harry Smith si dedicherà principalmente all'attività di giardinaggio. Ok, vedremo un po', addirittura qui abbiamo un piccolo ruscello, possiamo dedicarci anche alla pesca. Eccoci qua, infatti lo mandiamo immediatamente a pescare. Per quanto riguarda il nostro Dave Smith, andrà immediatamente a trovarsi un lavoro per quanto riguarda... Ah, mi credevo di essere su The Sims 3, scusate ragazzi. Vediamo se abbiamo il cellulare. Allora, cerca un lavoro, intrattenimento, unità familiare, viaggio, sociale, come si cerca il lavoro? Allora, dobbiamo trovarci il lavoro, il giornale non c'è. Intanto la nostra Jennifer... Dobbiamo comprare una chitarra, la nostra Jennifer.
Vediamo un po'. La chitarra acustica. Eccola qua. La compriamo al prezzo di $600. Così inizia già a prepararsi. Un computer però serve, anche portatile però serve. Computer. Ok. Il tablet, un bel tablet lo possiamo prendere, ragazzi, perché sicuramente no, tablet no. Meglio prendere un computer. Quindi al posto di sto gigantone qua gli mettiamo un computer qui innanzitutto. Questo vecchiotto. No. Questo. Adesso compriamo. E levati. Prendiamo un bancone. Ah, non mi piace. Mettiamogli qualcosa di più interessante. Va bene. Allora, il nostro caro Dave andrà immediatamente a cercarsi un lavoro nell'ambito della cucina. La nostra amica la possiamo mandare già a suonare. Possiamo già esercitarci. Coda delle azioni. Che sta facendo? Sta ascoltando della musica. Wow, quanta roba che sta facendo. Usa il bagno. Sì, tu amico mio continua a pescare, che ti fa bene. Va bene. Che stai facendo tu? Che stai facendo? Racconta. Da solo parli? Ah, bene, che bello. Avanti. Vedi se puoi andare immediatamente a cercarti questo benedetto lavoro nella carriera della cucina. Ok, perfetto. Vediamo di accettare. Ottimo. E per quanto riguarda la nostra ragazzona, è un po' teso per nervi logorati per la musica suonata male. Scusami, ma ci dobbiamo abituare. Cerchiamo anche noi un lavoro perché dobbiamo portare avanti la famigliuola, mentre il nostro amico qua inizia a sperperare denaro. Tanto prova a scavare qui. Perfetto. Allora, vai a trovarti questo lavoro in questa sezione. Come, scrittrice, criminale, intrattenitrice. Non c'è quello che ho intenzione di fare. Un musicista, eccola qua, perfetto. Allora ragazzi, per adesso basta così. Vediamo di salvare la nostra bella partita. Continueremo all'interno del prossimo gameplay. Spero che questo video iniziale vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ah, vi devo dire perché ho chiamato i nostri sim così. Vi ricordate il film Independence Day? Avevamo il mago dei computer che si chiamava Dave Smith, il cognome, perché c'era Will Smith in quel film. Harry mi pare che si chiamasse il padre di Dave. E dopo Jennifer era la moglie di Will Smith nel film. Si chiamava Jasmine, ma io l'ho chiamata Jennifer per non fare le cose uguali. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Allora, nuova partita video. Va bene. Ok, ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti.